La comunità agrigentina oggi si stringe attorno alle famiglie Piparo e Russo per i funerali dei giovani Giuseppe e Christian, deceduti domenica scorsa a seguito dell'incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 640. Le esequie si celebrano alle ore 16:30 nella parrocchia della Madonna della Catena di Villa Seta. Come disposto dal sindaco di Agrigento Marco Zambuto, oggi la città dei Templi osserverà il lutto cittadino. Intanto sono stati resi noti alcuni dei risultati delle analisi cliniche a cui è stato sottoposto Alessandro Manzone, l'automobilista 21enne che ha travolto ed ucciso i due ragazzi. Manzone, al momento dell'incidente, non aveva né bevuto né assunto sostanze stupefacenti, quindi era sobrio. Sarebbe l'elevata velocità dell'auto allora la strada privilegiata dagli inquirenti nell'attribuire cause e responsabilità dell'incidente. Ricordiamo che il 21enne è indagato dalla Procura della Repubblica di Agrigento per omicidio colposo. Sul fronte feriti restano ancora gravi le condizioni di Giuseppe Paci, il quindicenne passeggero della Vespa, ricoverato dal lunedì scorso all'ospedale civico di Palermo. Al giovane, grazie al delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe medica dell'unità operativa di ortopedia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, non verrà amputata la gamba.